Tanto mi fa piacere vedere l'Aula così piena di una rappresentanza di giovani. E oggi, nel ricordare la figura di Emilio Lussu, credo che più ai capelli bianchi dobbiamo rivolgerci ai giovani, a voi che siete presenti in quest'Aula. Per cui grazie di essere così numerosi, grazie ai vostri insegnanti, a tutti quelli che vi hanno permesso di essere qui presenti stamattina. Io credo che oggi, per ricordare Emilio Lussu, abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro sapere, abbiamo bisogno del fatto che voi dovete essere orgogliosi di essere nati, di vivere nella terra che ha dato i natali a Emilio Lussu. Dopo di me tanti parleranno di Emilio Lussu, della sua storia, del suo pensiero politico, di quello che lui ha fatto anche in Parlamento. Per cui nel ricordare a 50 anni dalla sua morte, tutte le persone che sono qui presenti, voi che rappresentate il futuro, noi che rappresentiamo la politica e tanti che ne hanno studiato, tutti quelli che sono state la loro attività cercheranno di trasmettervi un qualcosa. Però nel portarvi quindi i miei saluti devo anche ricordare che ho il piacere di avere in collegamento il mio collega della Val d'Aosta, Alberto Bertin, che è in collegamento dalla Val d'Aosta. E voi vi chiederete come mai dalla Val d'Aosta? Perché fra le tante cose che ha fatto Emilio Lussu è stato anche quello che durante la Costituente, che è quel momento in cui dopo la Seconda Guerra Mondiale i nostri parlamentari in una sala come questa, però a Roma, hanno scritto la nostra Costituzione, che è quella bellissima Costituzione italiana che ci permette di avere diritti, di avere doveri e ci ha garantito tantissimi anni di pace. E oggi Alberto Bertin è qua e lo saluto al mio amico Alberto perché Emilio Lussu non si è occupato solo di Sardegna nel scrivere durante la Costituente il nostro statuto, ma si è anche occupato dello statuto della Val d'Aosta e la Val d'Aosta lo ricorda oggi come lo ricordiamo noi. E per ricordare quello che lui ha fatto per la Val d'Aosta, prendo proprio un pezzo scritto oggi sull'Unione Sarda, dove dati a quella valle che alle porte di Torino, abbandonata da secoli, la possibilità di creare un ordinamento semplice e civile, per cui lui era un grande autonomista. Per cui oggi la Val d'Aosta, per ricordare Emilio Lussu, intitolerà una sala del Consiglio regionale. Poi darò la parola ad Alberto e lo ringrazio per essere presenti oggi fra di noi. Non posso però non salutare i ragazzi del CIMA, del Liceo Classico Dettori. Emilio Lussu ha studiato al Dettori, della Piga di Villacidro, dell'Ugo Foscolo di Cagliari, del Liceo Scientifico Pacinotti, che sono qui presenti con noi, ma anche Antonio Quartu, Cristina Sceldu, che sono sindaco e vice sindaco di Armungia, grazie di essere qui con noi, dove è nato Emilio Lussu e dove tutto ha avuto inizio, con la sua famiglia, quando andava in giro a cavallo, quando si rendeva conto della situazione in cui vivevano i contadini e i pastori di uno dei territori più poveri della nostra Sardegna, che è il Gerrei. E qui però permettetemi di iniziare la giornata di oggi con la lettura di un messaggio per me molto importante, per noi tutti importanti. Doveva essere con noi presente oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, però ci ha comunicato attraverso un suo messaggio l'impossibilità di essere qui con noi a ricordare questo grande italiano, Emilio Lussu. Ci ha mandato un messaggio che mi ha chiesto di leggere a tutti voi e che inizia così. Emilio Lussu fu un appassionato combattente della causa italiana e della battaglia della democrazia del nostro Paese. A 50 anni dalla sua scomparsa, la Repubblica ne ricorda con rispetto e riconoscenza la figura patriota. La partecipazione alla Prima Guerra Mondiale nella Brigata Sassari rappresentò per Emilio Lussu una presa di coscienza delle nefaste conseguenze dei conflitti bellici, di cui rese preziosa e forte testimonianza nei suoi scritti. Fermo oppositore di ogni forma di autoritarismo, deputato del Partito Sardo d'Azione, pagò la sua decisa avversione al fascismo con l'arresto e con il confino, da cui evase per raggiungere in esilio a Parigi, ove fu tra i fondatori coi fratelli Rosselli del movimento Giustizia e Libertà.
Tornato in Italia, Lussu partecipò attivamente alla Resistenza e offrì un significativo contributo al processo di costituzione e consolidamento dell'ordinamento democratico. Lo fece da deputato, da ministro dell'assistenza post-bellica e membro dell'Assemblea Costituente, sino alla sua elezione a senatore della Repubblica. I suoi numerosi scritti, patrimonio di esperienze per le giovani generazioni, documentano lo straordinario impegno per la rinascita democratica dell'Italia e il profondo attaccamento alla sua terra, la Sardegna, che opportunamente gli dedica oggi questo convegno. Quindi ringrazio a voi, ai partecipanti all'odierna manifestazione e rivolgo il mio saluto più cordiale, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Credo che sia importante quindi iniziare la seduta di oggi, questo convegno, con quelle che sono le testimonianze. Quindi do subito la parola al mio collega, Presidente della Val d'Aosta, Alberto Bertin, che porterà un saluto dall'Assemblea legislativa della Val d'Aosta, dove stanno per intitolare una sala del Consiglio regionale proprio a Emilio Lussu. Prego Alberto. Grazie Piero, è un onore per me, insieme all'ufficio di presidenza e ai capigruppo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, prendere parte a questo momento di ricordo di una figura di spicco come quella di Emilio Lussu. La cui azione ed edizione per la causa dell'autonomia è andata ben oltre i confini della sua amata Sardegna. Se è doveroso per la sua terra rendergli omaggio nel 50° anniversario della sua scomparsa, anche noi oggi siamo qui presenti, seppur a distanza, per saldare sul piano istituzionale una sorta di debito di riconoscenza verso questo vostro, come si usa dire dalle nostre parti, enfant du pays, che tanto si è speso nel porre le fondamenta dell'ordinamento speciale della regione autonoma Valle d'Aosta. La Sardegna, un'isola nel Mediterraneo, e la Valle d'Aosta, a suo modo un'isola nelle Alpi, solo apparentemente distanti e diverse, risultano in realtà accomunate da una storia, al contempo di isolamento geografico e di particolarismo culturale. Una vicinanza e somiglianza sancita sin dall'entrata in vigore della Costituzione. Dalla comune categoria delle regioni, appartenenza alla comune categoria delle regioni a statuto speciale, che dispongono, come previsto dall'articolo 116 della Costituzione, dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia. Ed è proprio in relazione alle sue forme e condizioni particolari di autonomia che la Valle d'Aosta è debitrice nei confronti della politica figura di Emilio Lussu. Innanzitutto perché Lussu fu un convinto sostenitore della riforma in senso autonomistico del nascente Stato repubblicano italiano, che considerava, cito testualmente, non soltanto una riforma di carattere amministrativo, giuridico, tecnico, ma soprattutto un problema di organizzazione democratica, di creazione di una coscienza democratica, tant'è che era convinto e persuaso che se il paese fosse stato organizzato negli anni precedenti in questo modo, sarebbe stato impossibile al fascismo impadronirsi di tutta l'Italia. Questo fenomeno è stato facilitato, peraltro, da un diffuso conformismo opportunista, come denunciato spesso da Lussu, in particolare nel suo libro Marcia su Roma e dintorni. D'altronde è lo stesso Lussu a definire la riforma in senso autonomistico come fondamentale, dopo quella della Repubblica, e da difendere come una prima conquista democratica, con la stessa lealtà e con lo stesso fanatismo con cui siamo decisi a difendere la Repubblica.
ma dalla prospettiva valdostana Emilio Lussu deve essere annoverato a tutti gli effetti tra i principali artefici materiali dell'autonomia della nostra regione. Egli infatti fu redattore del disegno di legge costituzionale recante lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, che difese con decisione e convinzione in Assemblea Costituente il 30 gennaio 1948. In quella sede Lussu contrastò qualsiasi tentativo di arretramento rispetto al quadro delineato dai decreti legislativi e competenziali che erano stati concessi alla Valle d'Aosta qualche tempo prima. Peraltro Lussu è ministro del governo Pare nell'agosto del 1945, proprio quando si devono approvare i testi di questi decreti, e già in quell'occasione osteggia le resistenze centralistiche di alcuni suoi colleghi di governo. La passione e la tenacia con cui Lussu difese la causa valdostana riecheggiano ancora negli articoli di cui si compone oggi il nostro statuto. Egli non si risparmiò e si adoperò affinché nella nuova cornice costituzionale alla Valle d'Aosta fosse assicurata la possibilità di realizzare una sua vita moderna e di crearsi un ordinamento semplice e civile, come citava in precedenza il Presidente. Per troppi anni, la Valle d'Aosta e le sue istituzioni non hanno forse saputo adeguatamente valorizzare la figura di Emilio Lussu. Oggi, in questa data significativa, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha cercato, in un certo senso, di saldare il proprio debito di riconoscenza nei confronti di uno dei suoi padri statutari. Lo fa intitolando il ricordo di Emilio Lussu un luogo non a caso. Memori dell'intenso lavoro svolto da Lussu, in particolare nei lavori preparatori che si svolgono nella commissione del 75. La scelta è stata quella di intitolare allo stesso la sala delle commissioni del Consiglio regionale. Un luogo non qualunque, dicevo, ma la sede per eccellenza, prima dell'aula consigliare, in cui avviene la discussione delle innovazioni legislative del Consiglio regionale. Il luogo dove la nostra autonomia vive ogni giorno. Abbiamo voluto porre una targa per ricordare questo giorno a testimonianza del suo contributo. Lo ricordiamo così: antifascista, scrittore, uomo politico, difensore dell'autonomia valdostana e redattore per lo Statuto speciale all'Assemblea Costituente. Detto altrimenti, questo è un luogo in cui l'eredità di Lussu e degli altri nostri padri statutari è chiamata a consolidarsi e a rinnovarsi. Tra gli altri, il padre dell'autonomia non può mancare Michel, sebbene il martire dell'autonomia valdostana non poté assistere all'evoluzione del movimento valdostano successivo al 1944, anno della sua tragica uccisione. Mi piace però pensare che la posizione di un busto dedicato a Michel adiacente all'Anneo Sala Lussu possa suggellare l'incontro tra due personalità ponte per l'autonomia sarda e quella valdostana. Figure che tutti noi, sia come cittadini che come rappresentanti dell'istituzione, abbiamo il dovere non solo di celebrare, ma soprattutto di conoscere e studiare. Lo spirito con cui si intende dedicare questa sala Emilio Lussu non è certo nostalgico e non vuole limitarsi ad essere commemorativo. L'ottica è quella di esaltare quella capacità di visione, di futuro, che solo i grandi pensatori e maestri come lui sanno esprimere, portando con sé la verità e l'avvenire, riprendendo Michel. Una capacità che dovrebbe continuare ad animare le nostre istituzioni regionali in una prospettiva di rinnovamento costruttivo, solidale e responsabile,
delle nostre prerogative. Pertanto, con sincera riconoscenza, nel ringraziare l'Assemblea e il Presidente Comandini, dicevo, con sincera riconoscenza per il prezioso lavoro e la passione dimostrati da Lusso nella costruzione delle fondamenta dell'autonomia della Valle d'Aosta, non mi resta che ringraziarvi per questa occasione di confronto e di scambio e di augurare a tutti voi buon lavoro. Grazie ad Alberto, grazie all'ufficio di presidenza che ha voluto intitolare la sala Emilio Lussu. Questa giornata ci unisce ancora di più le nostre comunità. Ora passo la parola al dottor Giuseppe Caboni, che è il presidente dell'Istituto Emilio e George Lussu. Prego. Allora, ringrazio innanzitutto il Presidente Comandini, l'Ufficio di Presidenza, tutto il personale del Consiglio regionale che ha permesso questa riunione non semplice, in particolare la segreteria del Presidente che mi ha aiutato a confezionare questo fascicolo che vi è stato consegnato e che vi sarà utile. Il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni aveva due scopi. Uno, ricordare questa figura straordinaria di Emilio Lussu, rendere un dovuto riconoscimento a questo personaggio così importante nella storia non solo sarda ma nazionale e internazionale. E due, permettere ai ragazzi della vostra età di cominciare a conoscerlo e di cominciare a interpretare il suo messaggio, i suoi insegnamenti alla realtà di oggi. Allora, il primo punto, Lussu è stato un grande innovatore nella storia politica del nostro paese, ma lo è stato perché rappresentava il popolo sardo. È lì che nasce tutta la sua esperienza importante di democrazia, di volontà di cambiamento della società, prima sarda e poi nazionale, che naturalmente ha dovuto fare i conti col fascismo, come sappiamo. Allora, lui è stato tutta la vita impegnato in questa linea. La democrazia per i sardi della Brigata Sassari e poi del Partito Sardo d'Azione era democrazia perché partiva dal basso, partiva dalle campagne, partiva dai lavoratori, dalle donne. Recording stopped. Cosa c'è? Ah, va bene. E quindi lui questo messaggio ha dovuto confrontarlo col messaggio opposto del regime fascista che nei primi anni 20 ha chiuso l'esperienza del Partito Sardo d'Azione uccidendolo in fascia, come diceva Lussu. Questo grande movimento di massa, appunto popolare, che era nato in Sardegna. E quindi il fascismo ha trionfato per 20 anni, sappiamo, uccidendo la democrazia italiana. Ma Lussu ha continuato a combattere, perché la sua organizzazione, quella che lui ha creato con Rosselli dopo la fuga da Lipari, ha creato una rete di antifascisti che hanno continuato a combattere sempre, molti finendo in carcere, perseguitati, uccisi, a migliaia. Il fascismo non era uno scherzo, il fascismo era una grande dittatura terribile, reazionaria, violenta, che ha distrutto la democrazia per 20 anni nel nostro paese. E con questo dobbiamo fare i conti, studiando la storia. A partire da questo si può capire che cosa è stata la storia d'Italia. Come ha scritto Agostino Bistarelli, che è un grande storico che ha scritto una biografia di Lussu 2 anni fa, che doveva venire e poi non è potuto venire. Ma Lussu era un uomo nella storia e studiando Lussu si capisce cos'è stata la storia del Novecento, la storia che ha dovuto sopportare in Europa prima il fascismo che abbiamo inventato noi italiani, poi il nazismo, poi la guerra di Spagna, tutta la reazione europea che ha distrutto le forme di democrazia che si erano create nei decenni in questi paesi. Quindi Lussu ha continuato a combattere, ha combattuto poi nella Resistenza a Porta San Paolo contro i nazisti che occupavano la città. L'ultimo suo libro postumo che hanno pubblicato Gian Giacomo Ortu e Luisa Plesan, La difesa di Roma, parla proprio di questo, di come il re e tutti i dignitari di corte sono scappati dopo l'8 settembre, abbandonando il paese, abbandonando l'esercito. E quindi l'Italia è stata invasa dai nazisti.
E quindi da qui la resistenza, da qui la liberazione, il 25 aprile, che speriamo di celebrare fra poche settimane, ancora una volta, sempre in modo più necessario. Allora, il contenuto del suo lavoro emerge soprattutto dagli atti dell'Assemblea Costituente, contenuto più produttivo, più fecondo, cioè le autonomie regionali. Lui era un federalista, avrebbe voluto una federazione in Italia, però si dovette accontentare, diciamo così, di uno Stato regionalista. Quello che abbiamo ancora oggi e che in gran parte è degenerato nei decenni, perché noi sappiamo qual è stata la storia d'Italia di questi decenni. C'è stata molta incapacità, molta corruzione, però comunque le regioni sono importanti, sono ciò che esiste contro lo Stato centrale. E diceva Lussu, se ci fossero state le regioni, dopo la marcia su Roma, il re sarebbe stato costretto a prendere atto della presenza di altri luoghi di potere. E così è oggi. Le regioni rappresentano un presidio contro i rischi di reazione di un nuovo tipo di fascismo, ma che ancora oggi incombe sull'Italia e sul mondo. Di questo parlerò dopo. Allora, Lussu, io ho messo alcuni scritti di Lussu in questo fascicolo che vi invito a leggere con calma. Uno riguarda proprio l'incontro di Lussu con gli studenti. Sono 2 pagine. Quando nel 1944 lui è rientrato dall'esilio francese, poi ha girato il mondo, lui stava organizzando uno sbarco in Sardegna armato per liberare l'Italia a partire dalla Sardegna, rientra però nel 1944 e viene a Cagliari. Lui era un cagliaritano, Italo Birocchi, che parlerà tra poco, ha scritto un bel libro sul Lussu giurista, in cui, se andate a cercare, che è nella bibliografia che vi ho indicato in questo fascicolo, come Lussu fosse proprio un grande cagliaritano, uno che viveva la vita della città e quindi interpretava anche i bisogni del popolo cagliaritano. Quindi lui arriva a Cagliari, fa dei discorsi a cui arriva una grandissima massa di popolo ad accoglierlo. Tanto che lui diceva, un uomo, cosa posso fare io? Tutti vogliono da me la soluzione di tutti i problemi, io sono un uomo. E incontra anche gli studenti universitari alla facoltà di lettere. E questi gli chiedono, ma com'è che lei si è creato una coscienza politica? 2 punti fondamentali che io vorrei che voi cercaste di mettere a fuoco. Uno dice, quando dopo i primi mesi sul Carso, nella Prima Guerra Mondiale, la brigata Sassari assalì una trincea nemica che era occupata da 1000 soldati ungheresi, perché dall'altra parte c'erano gli austriaci, gli ungheresi, tutte le popolazioni degli imperi centrali. Noi avevamo appena ucciso 1000 persone ed erano 1000 contadini, 1000 poveracci, come erano i nostri soldati. Quindi da qui il rifiuto della guerra, il rifiuto di questo scontro tra popolazioni, il pacifismo che l'ha accompagnato in tutta la vita. Lui e Joyce, la sua compagna importante, hanno combattuto per decenni per un mondo di pace, contro il riarmo, contro i blocchi contrapposti, per la pace. Io voglio sottolineare l'importanza e l'intelligenza del lavoro di questi ragazzi, il CIMA. I ragazzi del CIMA hanno scelto dei passi da un anno sull'altipiano, proprio basati su questo principio, che mettono in evidenza l'assurdità della guerra, l'assurdità di dover uccidere un altro uomo. Quindi grande merito per questi ragazzi. Vedrete, tra poco reciteranno questi brani come sono suggestivi. E poi l'altro punto che Lussu indicava agli studenti cagliaritani era questo. Gli hanno chiesto, ma lei come si è formata una coscienza politica? Lui dice, io quando ero a Cagliari ero uno studente allegro, noi ridevamo sempre, eravamo contenti, anche i nostri professori ridevano anche quando li prendevamo in giro. Quando mi sono trovato con i soldati della brigata Sassari, ho capito che il mondo era un altro. Lì erano tutti pastori, contadini, lavoratori, era tutta gente povera, mandata al macello dai generali, come sapete, anche in modo inconsulto molto spesso. Quindi questo è il secondo punto. E quindi io non voglio farla lunga, casomai se volete fare domande alla fine noi siamo qui per rispondere, però voglio dire che questo è un messaggio attualissimo. I ragazzi di oggi non hanno bisogno di andare in trincea per vedere cos'è il resto del mondo.
per capire che ci sono dei poveri e dei ricchi, che il mondo è diviso in grandi poteri diversi e che i grandi poteri internazionali dominano gran parte della terra. E quindi per cambiare questa situazione, che noi ormai conosciamo facilmente attraverso la TV, i mezzi di comunicazione di massa, i ragazzi sono informati, appunto, ripeto, non devono andare in trincea per capire cos'è la povertà, cos'è il bisogno, la mancanza di cultura e così via. Quindi oggi i ragazzi sono impegnati per la pace, ma sono impegnati, per fortuna, anche nella lotta democratica. E qui è l'altra grande scelta importante di questa mattina, perché i ragazzi del Dettori hanno mandato la loro rappresentante del giornale a parlare di che cos'è la democrazia oggi per i ragazzi. Questo è il punto chiave. Quindi studiare, vedere qual è il presente, quali sono i bisogni della nostra regione, i bisogni dell'umanità. Ormai il mondo è unito, l'ecologia, le differenze, la parità di genere che non si è realizzata a livello internazionale. Pensate cos'è l'Iran o certi paesi dove le donne sono escluse da qualunque forma di partecipazione. E l'Italia non è molto avanti anche in questo. Allora, il mondo oggi ce l'abbiamo presente. I ragazzi sono più consapevoli di un tempo e quindi io credo che da qui possa partire un lavoro nuovo. Quindi studiare. Lussu scrive più volte nel corso della sua vita, noi dobbiamo studiare, dobbiamo alzarci alle 7 ogni mattina e studiare, capire cosa possiamo fare per cambiare la situazione. Joyce, la sua compagna, quando ci incontrava, quando eravamo ragazzi, ci diceva: cosa fate voi per cambiare il mondo? Vedete com'è un disastro il mondo di oggi, quali differenze, quali forme di oppressione, la guerra che ancora ci sono. Cosa fate voi per cambiare? E questo è il messaggio di oggi. Cosa facciamo noi per cambiare? Questa è la cosa importante. Noi, come Istituto di Storia, abbiamo lavorato per decenni cercando di tener vivo il messaggio di Orto. Vedete nella bibliografia i libri che sono stati pubblicati, lo stesso Gian Giacomo Orto, Luisa Plesan, Italo Birocchi hanno scritto dei libri importanti che procurateveli dopo aver letto i libri di Lussu. Leggete anche quello che hanno scritto gli studiosi di Lussu, man mano nel tempo, e vedrete com'è importante questa figura. Io, parlando di Lussu come dirigente politico, ho scritto qualche anno fa, Lussu era un uomo di grandissima capacità conoscitiva, capacità programmatica, progettuale e capacità organizzativa. Lui conosceva la Sardegna valle per valle, paese per paese, così la sua compagna Joyce, che quando è venuta in Sardegna nel 1944 ha girato tutti i paesi della Sardegna a cavallo. Quindi prima conoscere la propria realtà, partire da se stessi, dalla propria coscienza politica, dalla propria famiglia proprio, come ha fatto Lussu in uno degli scritti che troverete qui, Nascita di uomini democratici, quindi partire dalla propria realtà. Poi ciò che non va bene, cambiarlo, quindi progettare. E per progettare bisogna sapere che ci sono sempre, per ogni cambiamento, forze opposte che non vogliono cambiare. Quindi bisogna organizzarsi, studiare, progettare e cambiare. Buon lavoro. Grazie al dottor Caboni per questo ricordo, questa sua illustrazione precisa, puntuale come sempre della figura di Emilio Lussu, del suo messaggio e anche dell'attualità e anche dell'invito a voi giovani di studiare questo grande personaggio, questo uomo leggendario come viene spesso ricordato. Ora credo che la parola spetti ai ragazzi e così come annunciato sempre dal dottor Caboni, i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Santa Caterina Plesso Cima presenteranno alcune letture espressive tratte da Un anno sull'altipiano. Prima do la parola a Simone Urpi e Marie Gagné che faranno i saluti a nome dell'Istituto. Prego ragazzi. Buongiorno a tutti e a tutte. A nome degli alunni e delle alunne delle classi terze della scuola secondaria di primo grado del Plesso Antonio Cima dell'Istituto Comprensivo Santa Caterina di Cagliari vorrei rivolgere un sincero ringraziamento agli organizzatori dell'evento per averci invitato a partecipare ai lavori del convegno di studi
dedicato al grande Emilio Lussu. È un onore e un privilegio essere qui oggi, in questa sede prestigiosa. Non potremmo essere più felici e riconoscenti. Questo è un giorno che porteremo sempre nel cuore. Ambientato negli anni 1916-1917 della Grande Guerra, Un anno sull'altipiano è una sorta di memoria autobiografica che narra in prima persona le vicende vissute in trincea dall'autore, dai suoi amici e compagni d'arme. La narrazione e le descrizioni sono apparse talmente commoventi e appassionanti che da lettori ci è sembrato di provare le stesse sensazioni di stanchezza, di ansia, di paura, di sofferenza e di perdita, vissute dai soldati protagonisti di questi drammatici eventi. Ma in particolar modo ciò che ci ha colpito è l'assurdità della guerra, l'esasperata disciplina militare inutilmente crudele, l'eccessivo arbitrio degli ufficiali e dei generali in particolare, impreparati e presuntuosi, incapaci di rendersi conto dei propri errori. Emblema dell'irrazionalità e del non senso della guerra è il ritratto del generale Leone, che abbiamo cercato di interpretare in tutta la sua durezza e disumanità. Simone, grazie Maria. Sono io che ringrazio voi per essere qui presenti, per permetterci di questa giornata di poter passare un testimone di conoscenza, di patrimonio che vuole rappresentare il Lussu e dovrà rappresentare il Lussu, a voi che dovete, come è stato ricordato, farne grande utilizzo e uso anche all'interno della vostra preparazione scolastica. Adesso, visto che sono già in piedi, perfetti, puntuali, precisi, Francesco Acciarro e Filippo Marzatico interpreteranno il capitolo 7. Stia comodo. Dove ha fatto la guerra finora? Sempre con la brigata, sul Carso. È stato mai ferito? No, signor generale. Come? Lei ha fatto tutta la guerra e non è stato mai ferito? Mai? Mai, signor generale. A meno che non si vogliano considerare tali alcune ferite leggere, che mi hanno permesso di curarmi al battaglione, senza entrare all'ospedale. No. Io parlo di ferite serie, di ferite gravi. Mai, signor generale. È molto strano. Come lei mi spiega cosa sto fatto? La ragione precisa mi sfugge, signor generale, ma è certo che io non sono stato mai ferito gravemente. Ha preso lei parte a tutti i combattimenti della sua brigata? A tutti. Ai gatti neri? Ai gatti neri. Ai gatti rossi? Ai gatti rossi, signor generale. Molto strano. Per caso sarebbe lei un timido? Credo di no, signor generale. Lo crede o ne è sicuro? In guerra non si è sicuri di niente. Neppure di essere sicuri. Ah, ma lei la guerra? Io ero per la guerra, signor generale, e alla mia università rappresentavo il gruppo degli interventisti. Questo riguarda il passato. Io le chiedo del presente. La guerra è una cosa seria, troppo seria, ed è difficile dire se è difficile. Comunque io faccio il mio dovere, signor generale, tutto il mio dovere. Io non gli ho chiesto se lei fa o non fa il suo dovere. In guerra il dovere lo debbono fare tutti. Perché non facendolo si corre il rischio di essere fucilati. Lei mi capisce? Io le ho chiesto se lei ama o non ama la guerra. Amare la guerra? Non puoi rispondere. Ebbene, io ritengo, certo, mi pare di poter dire, di dover ritenere... Che cosa ritiene lei, insomma? Ritengo, personalmente, voglio dire, io... Per conto mio, in linea generale, non potrei affermare di prediligere in modo particolare la guerra. Si metta sull'attenti! Ah, lei è per la pace? Per la pace? Come una donnetta qualsiasi, consacrata alla casa, alla cucina, all'alcova, ai suoi fiori e ai suoi ferilini. È così divertente? No, signor generale. E quale pace desidera mai lei? Una pace vittoriosa. Veramente bravi Francesco e Filippo, veramente brava, ottima interpretazione. Adesso abbiamo, per quanto riguarda il capitolo 12, Arianna Savasta, Edoardo Conti, Stefano Congiu e Mattia Golino. Il tenente colonnello chiese al capitano Bravini il nome di un altro ufficiale del battaglione da mandare ai sottoreticolati per allargare con le pinze le brecce di passaggio, e il capitano suggerì il nome del tenente Santini. La luce dell'alba si era fatta più viva e non ci voleva molto per capire che si mandava Santini a morire inutilmente.
Ora c'è molta più luce. Inoltre, Santini è uscito anche stanotte con i tubi. Non si potrebbe rinviare all'alba di domani? Si metta sull'attenti e faccia silenzio. Il tenente Santini arrivò seguito dal suo portaordini e il tenente colonnello gli spiegò quello che si voleva da lui e gli chiese se volesse offrirsi volontario. Di no! È un'operazione impossibile. È troppo tardi. Io non le ho chiesto se sia presto o tardi. Io le ho chiesto se si offre volontario. Signor no! Questa è codardia. Lei mi ha posto una domanda. Io le ho risposto. Non è questione né di codardia né di coraggio. Lei non si offre volontario. Signor no! Ebbene, io le ordino, le ordino, di uscire ugualmente e subito. Signor sì! Se lei mi dà un ordine, io non posso che eseguirlo. Ma un ordine simile non si può eseguire. Prenda le pinze. Potresti uscire tu, con coteste tue pinze della malora. Esca dunque, tenente. Signor sì! Santini prese le pinze, si slacciò dal cinturone un pugnale viennese dal corno di cervo, trofeo di guerra, e glielo offerse. Tienilo. Tienilo per mio ricordo. Era pallido, estrasse la pistola e scavalcò la trincea. Il portaordini, dopo il suo arrivo in compagnia del tenente, prese una pinza e uscì dalla trincea. Era già giorno, gli austriaci non sparavano, eppure i due avanzavano allo scoperto. In quel punto, fra le nostre trincee e quelle nemiche non vi erano più di 50 metri. Gli alberi erano radi e i cespugli bassi. Se si fossero buttati a terra, sotto i cespugli, sarebbero potuti arrivare non visti, almeno fino ai reticolati. Santini rimise la pistola nella fondina e avanzò con in mano le sole pinze. Il portaordini gli era sempre a fianco, con il fucile e le pinze. Traversarono il breve tratto e si fermarono ai reticolati. Dalle trincee nessuno sparò. Santini fece infine ripetutamente con la mano un gesto verso il suo compagno per farlo ritornare indietro. Forse egli pensava di poterlo salvare, ma il gesto era il movimento stanco d'un uomo scoraggiato. Il soldato rimase al suo fianco. Santini si inginocchiò accanto ai reticolati e, con le pinze, iniziò il taglio dei fili. Il portaordini fece altrettanto. Fu allora che, dalla trincea nemica, partì una scarica di fucili. I due stramazzarono al suolo. Dalle nostre trincee un fuoco di mitragliatrici di fucileria, rabbioso e vano, rispose come rappresaglia. Bravi. Adesso per il capitolo 19, Marie Gagné, Giulia Mariotti, Zlara Zigireva e Linda Corneo Prado. Una notte Emilio Lussu, accompagnato da un caporale, si reca in perlustrazione sino a raggiungere la trincea nemica. Nascosto dalle sterpaglie, imbracciato il fucile, osserva da vicino i movimenti di un ufficiale austriaco, che si mostra nella sua quotidiana umanità, inconsapevole del pericolo incombente. Questa è un'occasione unica per cogliere di sorpresa il nemico. Probabilmente era un ufficiale arrivato in quei giorni, forse uscito appena da una scuola militare. Era giovanissimo e il biondo dei capelli lo faceva apparire ancora più giovane. Sembrava non dovesse avere neppure 18 anni. Al suo arrivo i soldati si scartarono e nello spazio tondo non rimase che lui. La distribuzione del caffè doveva incominciare in quel momento. Io non vedevo che l'ufficiale. Macchinalmente, senza un pensiero, senza una volontà precisa, ma così, solo per istinto, afferrai il fucile del caporale. Egli me lo abbandonò ed io me ne impadronii. Se fossimo stati per terra, come altre notti, stesi dietro il cespuglio, è probabile che io avrei tirato immediatamente, senza perdere un secondo di tempo. Ma ero in ginocchio, nel fosso scavato, ed il cespuglio mi stava di fronte come una difesa di tiro a segno. Ero come in un poligono e mi potevo prendere tutte le comodità per puntare. Poggiai bene i gomiti a terra e cominciai a puntare. L'ufficiale austriaco accese una sigaretta. Ora egli fumava. Quella sigaretta creò un rapporto improvviso fra lui e me. Appena ne vidi il fumo, anch'io sentii il bisogno di fumare. Questo mio desiderio mi fece pensare che anch'io avevo delle sigarette.
Fu un attimo, il mio atto del puntare, che era automatico, divenne ragionato. Dovetti pensare che puntavo e che puntavo contro qualcuno. L'indice che toccava il grilletto allentò la pressione. Pensavo, ero obbligato a pensare. Certo, facevo coscientemente la guerra e la giustificavo moralmente e politicamente. La guerra era per me una dura necessità, terribile certo, ma alla quale ubbidivo, come ad una delle tante necessità, ingrate ma inevitabili, della vita. Che io tirassi contro un ufficiale nemico era quindi un fatto logico. Anzi, esigevo che i miei soldati fossero attenti nel loro servizio di vedetta e tirassero bene se il nemico si scopriva. Perché non avrei, ora, tirato io su quell'ufficiale? Avevo il dovere di tirare. Sentivo che ne avevo il dovere. No, non v'era dubbio. Io avevo il dovere di tirare. Avevo di fronte un ufficiale, giovane, inconscio del pericolo che gli sovrastava. Non lo potevo sbagliare. Bastava che premesse il grilletto e gli sarebbe stramazzato al suolo. Questa certezza che la sua vita dipendesse dalla mia volontà mi rese esitante. Avevo di fronte un uomo. Ne distinguevo gli occhi e i tratti del viso. La luce dell'alba si faceva più chiara ed il sole si annunziava dietro la cima dei monti. Tirare così, a pochi passi, su un uomo, come su un cinghiale. Cominciai a pensare che, forse, non avrei tirato. Pensavo. Condurre all'assalto 100 uomini, o 1000, contro 100 altri, o altri 1000, è una cosa. Prendere un uomo, staccarlo dal resto degli uomini e poi dire, ecco, sta fermo, io ti sparo, io t'uccido, è un'altra. È assolutamente un'altra cosa. Fare la guerra è una cosa. Uccidere un uomo è un'altra cosa. Uccidere un uomo così è assassinare un uomo. Non so fino a che punto il mio pensiero procedesse logico. Certo è che avevo abbassato il fucile e non sparavo. In me si erano formate due coscienze, due individualità, una ostile all'altra. Dicevo a me stesso, non sarai tu che ucciderai un uomo così. Io stesso che ho vissuto quegli istanti, non sarei ora in grado di rifare l'esame di quel processo psicologico. Avevo il fucile poggiato, per terra, infilato nel cespuglio. Il caporale si stringeva al mio fianco. Gli porsi il calcio del fucile e gli dissi, a fior di labbra, sai, così, un uomo solo, io non sparo. Tu vuoi? Il caporale prese il calcio del fucile e mi rispose, neppure io. Rientrammo, carponi, in trincea. Il caffè era già distribuito e lo prendemmo anche noi. Bravi e complimenti veramente anche per l'interpretazione, la passione che avete messo nell'illustrazione delle letture espressive sul nano dell'altipiano, e complimenti anche agli insegnanti che hanno sicuramente contribuito a questa straordinaria rappresentazione di queste letture. Ora do la parola a Italo Birocchi, è uno storico e giurista che ringrazio anche per la sua presenza e partecipazione a questo convegno, per un suo intervento dal titolo Eredità politica e morale di Russo, per cui lo invito a intervenire e lo ringrazio ancora per la sua presenza. Grazie. Grazie. Il cinquantenario della morte di Lussu ci invita a pensare e direi unire strettamente due punti. Uno è la grandezza dell'uomo e l'altro è che cosa ci ha lasciato e quindi che cosa gli dobbiamo.
Primo punto, la grandezza dell'uomo. Sarebbe facile farne un eroe, perché gli episodi sono tantissimi, gli episodi di coraggio, indomito, durante la guerra e poi al ritorno, nella lotta contro gli squadristi fascisti, e poi all'Aventino, dopo la morte l'uccisione di Matteotti, e poi giustizia e libertà, e poi la resistenza. Ma se ne facessimo un eroe sarebbe sbagliatissimo e sarebbe un tradimento della personalità di Lussu. L'eroe è colui il quale nel nostro immaginario vive staccato dalla realtà. E dunque un estraneo, appunto un uomo eccezionale. E invece Lussu vive, opera, ha operato costantemente senza pensare a sé, si può dire, ma nel sociale. Questo è il punto fondamentale. Quindi non è un eroe, non è un mito, questa figura che noi idealizziamo, niente affatto. E allora la grandezza dell'uomo in che cosa sta? Beh, innanzitutto nella tensione morale che anima ogni aspetto della sua condotta, tensione morale, ma che non lo induce mai ad azioni isolate. Lussu è un realista, l'ha detto bene prima Giuseppe Caboni, calcola quali sono le risorse, che cosa ci vuole, che cosa ci manca per ottenere un obiettivo. La lotta contro la dittatura è ovviamente l'obiettivo supremo per i primi 20-25 anni, anzi, della sua attività. E poi è la lotta successiva per l'attuazione della Costituzione e dunque per la democrazia nella forma che ci siamo dati. E lui come padre, essendo un padre costituente. La grandezza dell'uomo dunque nella tensione morale che, vedete, è molto più forte di ciò che impone il diritto. Il diritto non ci obbliga a dedicare tutto il nostro impegno in quello che crediamo. No, ovviamente, ma la tensione morale, i principi che aveva Lussu lo spingevano a questo. E il secondo punto della sua grandezza, vedete, di nuovo è l'uomo di cui parlo, è l'umiltà, e cioè la crescita. Ha confessato questo più volte, come ha detto prima Giuseppe Caboni agli studenti cagliaritani, ma io ricordo anche un suo discorso del 1922 in Parlamento. Lussu è già in Parlamento allora a 32 anni e ricorda, ha davanti a sé, come se fosse un plotone schierato quasi, si sta celebrando l'entrata in guerra dell'Italia, maggio 1915. Lui parla a questo plotone schierato, si può dire, di nazionalisti. Sono tutti nazionalisti i suoi colleghi in Parlamento. I fascisti sono nazionalisti. C'è un partito che si chiama nazionalista e anche i liberali sono nazionalisti. Lui, reduce dalla guerra, dice invece in questo magnifico discorso che si è lottato per ottenere la democrazia e non da soli, bensì insieme in questo ideale che affratellava anche il contadino ungherese o austriaco che noi vedevamo di fronte dietro il filo spinato. Questo è Lussu, vedete, la grandezza morale che confessa di aver imparato anche dai suoi soldati. In che forma? Noi tutti lo conosciamo e i bravissimi ragazzi che ci hanno insegnato poc'anzi come comprendere Lussu lo sanno. Lussu è un letterato e possiamo pensare che Lussu
usasse questa forma letteraria in cui eccelleva. Niente affatto. Lussu usava tanti mezzi di comunicazione nel sociale, tra cui ovviamente l'oralità. Ai soldati analfabeti come si può comunicare qualcosa e come si può sentire stando sul suo stesso piano in ascolto? Solo con la parola, non con la scrittura. Questo è Lussu. E che cosa, seconda parte, che cosa ci ha insegnato e quindi che cosa gli dobbiamo? Gli dobbiamo molto. E abbiamo un impegno perciò. Che cosa ci ha insegnato? C'è una parola straordinaria e centrale nella sua attività ed è autonomia. Cosa vuol dire autonomia? I ragazzi più grandi lo sanno. Vuol dire darsi norma da sé. Ma come si fa a darsi norma da sé? Viene dal greco la parola, no? È anarchia forse autonomia? Niente affatto. Ho detto Lussu vive nel sociale e dunque non può essere una parola d'ordine autonomia che isola dal sociale, niente affatto. Non c'è nulla di individualistico in questo quando si parla di autonomia. Autonomia è darsi norma da sé, ma insieme agli altri. Dunque è il cardine, dice Lussu, della democrazia. Vivere insieme agli altri secondo norme che ci siamo dati da noi. Dunque è contro il prevaricare di chi è forte. Sono più forte, dunque ti impongo la mia legge. Niente affatto. C'è un diritto da rispettare ed è il diritto che democraticamente abbiamo messo insieme, abbiamo costruito. Costruito è esattamente un'altra parola di Lussu. Costruire vuol dire che l'impegno deve essere quotidiano tutti i giorni. Costruire. La democrazia non è data una volta per sempre. Niente affatto. Purtroppo si può tornare indietro. La Germania si è data una bellissima costituzione giuridica, quella di Weimar, 1919, nel dopoguerra. Ebbene, dopo pochi anni, sappiamo, c'è stato il rovesciamento della democrazia con il nazismo. Dunque bisogna sempre vigilare e impegnarsi in nome della democrazia. E l'autonomia, che cos'è l'autonomia allora? L'autonomia è pluralismo, non individualismo, pluralismo. È un insieme di voci, plurale per l'appunto, e si esplica in ogni luogo in cui l'uomo opera. E dunque, a cominciare dalla famiglia, oppure nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni dell'istruzione, quindi scuole, università. Tutto deve essere, secondo Lussu, proiettato nella partecipazione autonomistica, ovviamente nel territorio in cui si opera e quindi per esempio nell'ambito della regione, che è uno dei tanti momenti in cui l'autonomia si svolge. Autonomia presuppone non solo darsi legge da sé, ma a condizioni di eguaglianza. Ciò che io posso fare, quindi la mia libertà, è identica alla tua. Io riconosco l'altro mentre dico che sono un membro della comunità che crede nell'autonomia. Riconosco l'analogo diritto dell'altro, dunque si presuppone l'eguaglianza assoluta tra generi, tra pelli diverse, etnie, eccetera. Sempre eguaglianza. Questa è l'autonomia, è il riconoscimento dell'altro, è la cooperazione insieme. Ho poco tempo, mi scuso,
ho tagliato quasi tutto, però una cosa la voglio ancora dire, e cioè che portata ha questa parola? Autonomia. Ha una portata ristretta, territoriale, nel nostro ambito, nella nostra scuola, nella nostra famiglia? No. Leggo un passo di Lussu. È un Lussu che parla così in un saggio al tempo di Giustizia e Libertà, 1932. Quando i sardisti parlano di autonomia in Sardegna, significa che la reclamano in Sardegna semplicemente perché vivono in Sardegna, ma la reclamerebbero in qualsiasi parte d'Italia essi vivessero. Anzi, in qualsiasi parte del mondo, perché autonomia è veramente un'esigenza e un'idea universale. Vedete? Non è ristretta al paese o alla regione in cui si è vissuti. Abbiamo visto il Presidente del Consiglio della Val d'Aosta che ricordava questa fratellanza tra Lussu e Chanou, un grande partigiano della Val d'Aosta che combatteva contro il fascismo, che è morto prima della Costituzione italiana, ma che ha fratellato per l'appunto nella lotta con Lussu. E concludo allora. Sono utopie queste che lanciava Lussu? No, niente affatto. C'è un bel libro, ne sono autori Gian Giacomo Ortu e Giuseppe Caboni, è un libro che si riferisce a Lussu e che si intitola L'utopia del possibile, cioè fare solo quello che si può fare, ma è tantissimo quello che si può fare. Concludo allora dando, io spero, una sferzata ai conservatori. I non si puotisti è una parola non si puotista che non esiste in italiano. L'ha inventata un grande illuminista italiano, Antonio Genovesi, alla metà del Settecento. Chi sono i non si puotisti contro cui bisogna lottare democraticamente, si intende? Sono coloro i quali sono conservatori in sostanza, dicono non si può fare, non si puotisti, non si può fare. Ebbene, io credo ci siano tante cose che si possono fare con l'impegno, ponendosi obiettivi democratici in cui credere, mettendosi insieme. Questo è il lascito di Lussu e questo è quello che gli dobbiamo, l'impegno dell'oggi. Ringrazio moltissimo il professor Birocchi per questo suo intervento, non solo nel ricordo della grandezza dell'uomo, sulla sua tensione morale e l'umiltà di Emilio Lussu, ma anche per una frase che voglio riprendere, se me lo permette, professor Birocchi, e che ritengo molto attuale: la democrazia non è data una volta e per sempre. Credo che sia un'attualità ancora forte, purtroppo, nel mondo che viviamo e nell'attualità che stiamo vivendo. Credo per cui il pensiero e il ricordo di Lussu sia proprio anche in questo, nel ricordo che tutti i giorni dobbiamo annaffiare questa democrazia, perché non è un patrimonio, un valore che ci è dato per sempre. Ora passo la parola a Emma Biolchini, che è una studentessa del liceo Dettori, nonché credo direttrice del giornale, che farà un intervento sui giovani della democrazia. 50 anni fa, oggi, ci lasciava a Roma una delle figure pubbliche più importanti e influenti della politica sarda, Emilio Lussu. Scrittore, politico, militare, parlamentare, Lussu è stato un punto di riferimento per la politica regionale e nazionale, per i giovani di ieri e i giovani di oggi. Sono consapevole di parlare oggi come una ragazza di 17 anni che frequenta la quarta superiore e a scuola sta iniziando a studiare questo personaggio, come immagino per molti
degli studenti qui presenti, ma sono anche una giovane donna che tra qualche mese potrà votare e si troverà immersa in quella che oggi è la complessa politica italiana e internazionale. E allora, nella lettura di libri e dei libri di Lussu e delle sue vicende di vita, mi sono chiesta cosa ha lasciato Lussu a noi giovani, perché anche 50 anni dopo la sua morte Emilio Lussu rimane un faro per le giovani generazioni. Mai come in questo momento storico è giusto e doveroso prendere un momento per riflettere sulla figura di Emilio Lussu. Proprio ora che in Europa e non solo sta tornando un clima spaventoso di estrema destra che sta avendo delle conseguenze disastrose anche qua in Italia, le parole di Lussu possono farci riflettere. In Marcia su Roma e dintorni, Lussu presenta una perfetta descrizione di una Cagliari post-Prima Guerra Mondiale che rifiuta, in un primo momento, la sopraffazione di un partito violento e bellicistico e dimostra in ogni situazione possibile la sua avversità sia al partito fascista di Benito Mussolini, sia a un colpo di Stato come quello della Marcia su Roma. La popolazione di Cagliari sceglie di avviarsi, in un primo momento, sul cammino della democrazia. Cammino sicuramente non semplice, ma anzi tumultuoso, che in questo caso non rappresenta solamente una semplice forma di governo, ma un puro ideale, un modo di vivere accompagnati dai sani valori della libertà, uguaglianza e solidarietà sociale. Ma ancora di più, Cagliari decide di vivere nell'antifascismo, parola che di questi anni si fatica a dire nei contesti pubblici, ma come Lussu ci ha insegnato, noi non dobbiamo avere mai paura nell'utilizzare. La Cagliari che Lussu descrive è la Cagliari in cui io voglio vivere, una Cagliari libera dall'ignoranza, in cui si possa vivere serenamente e liberamente, in cui i giovani siano il fulcro dell'attività politica e sociale, una città in cui oggi, a distanza da 100 anni dal fascismo, ci si possa sentire al sicuro di dire la propria opinione. Ciò che più mi ha colpito delle vicende di vita di Lussu è il vivace interesse per la scena politica italiana sin dalla giovane età. È quasi ormai diventato uno stereotipo comune che i giovani di oggi non siano interessati alla politica o all'attualità. Ma invece di condannarci per questo, chiediamoci il perché. Discutendone con i miei coetanei è emerso un sentimento distaccato dalla politica, in quanto questa viene percepita come interesse unico del mondo degli adulti, conseguentemente troppo lontana e distante dalle problematiche giovanili. Ma è anche vero che ci sono anche tanti giovani, anche qui a Cagliari, che scendono in piazza per manifestare i loro dissensi per quelle che oggi possono essere viste come delle vere e proprie apologie al fascismo. Sono questi giovani il futuro del nostro paese. La scuola ricopre sicuramente un ruolo fondamentale nella formazione di noi giovani e risulta oggi essenziale che la politica e l'attualità facciano parte di essa. Facciamo chiarezza. La politica a scuola non è intesa come una lezione del professore che impone il suo punto di vista su uno specifico evento agli alunni, ma come un momento di dibattito, discussione tra i ragazzi attraverso le assemblee o le attività come quelle del giornale, in cui i giovani possono partecipare attivamente e dibattere su temi attuali e che li riguardano in prima persona. La politica a scuola è basilare per avvicinare i giovani alla democrazia, così come lo è studiarla e approfondirla per non cadere nella trappola dell'ignoranza. Ed è forse adesso che capisco cosa Lussu ci ha davvero lasciato. La determinazione e l'ostinazione di combattere contro il fascismo e tutte quelle ideologie politiche basate sulla violenza, l'ignoranza e l'odio. Emilio Lussu deve oggi essere per noi ragazze e ragazzi, e mi rivolgo a quelli qui presenti oggi, una luce che ci illumini la strada nel nostro cammino antifascista e che con le sue preziose testimonianze non ci faccia cadere nell'ignoranza, ma anzi ci guidi nella formazione. Lussu, in Marcia su Roma e dintorni, riporta un dialogo con l'onorevole Pietro Lissia. Se il fascismo trionfa, la civiltà del nostro paese torna indietro di 20 secoli. Queste parole, scritte nel 1931, trovano spazio anche 94 anni dopo. Proprio ora che la democrazia sta vivendo un periodo disastroso di crisi, dobbiamo ricordarci che l'evoluzione della società e del mondo parte da noi. E senza lo studio delle vicende del passato non riusciremo a guardare al presente e evitare di riproporre le stesse catastrofi già avvenute. La storia è maestra di vita,
ma solamente quando si ha la consapevolezza che la storia siamo noi e che il cambiamento deve partire adesso. Per concludere, vorrei proporre le ultime frasi di Marcia su Roma e dintorni. Lussu è stato arrestato per l'uccisione di un fascista che stava cercando di introdursi nella sua abitazione ed è stato confinato a Lipari, dove però riuscirà a scappare. Ma durerà in eterno questo fascismo? Dappertutto dittature. La dittatura è ancora forte in Spagna, Portogallo, Polonia, Jugoslavia, Francia e Ungheria. Il mondo va a destra. Il mondo non va né a destra né a sinistra. Il mondo continua a girare attorno a se stesso, con regolari eclissi di luna e di sole. Lussu ci presenta per ultima una profonda riflessione sulla storia e sulla politica. La politica non è manichea, la storia non si muove rigidamente tra destra e sinistra, ma al contrario viviamo una ciclicità degli eventi, una ripetizione quasi inevitabile dei conflitti e delle ingiustizie. Forse sono ancora troppo giovane per avere una concezione della politica e della storia così amara, ma spero che dentro di me e ognuno presente in questa sala ci sia ancora un sentimento di fiducia, quasi di fede nel futuro, un sentimento di lotta per la libertà, che non si conclude mai veramente. Spero che nell'animo di ogni giovane ragazza, di ogni giovane ragazzo, ci sia la speranza di un cambiamento, ma ancora di più la voglia di metterlo in atto e di proclamarsi, oggi e per sempre, come Lussu ci ha insegnato, antifascisti. Grazie Emma, complimenti, e devo dire anche perché hai concluso il tuo intervento con una parola che io amo moltissimo, antifascista. Do la parola ora a Giovanna Granata, che è docente di bibliotecomia, per un intervento di importanza di una biblioteca. Prego. Allora, grazie molte, sono molto onorata e emozionata di essere qui a parlare. L'importanza di una biblioteca. Io parlerò naturalmente della biblioteca personale di Emilio Lussu, che per suo volere è stata affidata alla Scuola di Specializzazione in Studi Sardi, all'Istituto di Studi Sardi, a beneficio della Scuola di Specializzazione in Studi Sardi, una scuola che oggi non esiste più, che era un'articolazione dell'università pensata per gli studi post lauream, cioè per garantire una specializzazione ai quadri regionali sui diversi aspetti, l'archeologia, la linguistica, la letteratura, la storia della Sardegna, in modo che ci fosse appunto una generazione in grado di gestire in maniera consapevole il patrimonio culturale sardo e la politica appunto della Sardegna. Ora quindi il primo elemento di importanza nel lasciare appunto questa biblioteca alla Scuola di Specializzazione in Studi Sardi sta proprio in questo, il significato quello di una restituzione al territorio, che però non è un ritorno, un semplice ritorno a casa, diciamo così, alle origini, alle proprie origini, ma è una restituzione attiva ad un'istituzione, quindi con un ruolo formativo importante a beneficio delle nuove generazioni, quindi con uno sguardo rivolto non al passato ma al futuro, una restituzione quindi a tutti noi e a tutti voi, generazioni più o meno giovani. E questo quindi è già il primo elemento di importanza che mi piace sottolineare, ma c'è anche un secondo punto, ritorno alla definizione diciamo dell'oggetto, che voglio sottolineare, cioè siamo in presenza di una biblioteca quindi dei libri, una serie di libri, ma in realtà dobbiamo pensare a questa biblioteca come un qualcosa di diverso rispetto alle biblioteche che mi auguro tutti conosciate, che se non le conoscete vi esorto a frequentare, andare a conoscere, e cioè le biblioteche dove si va per un proprio interesse di studio, di lettura, nella quale si trova liberamente, gratuitamente quello che serve per appunto i propri bisogni. E questa è un po' l'idea, no, della biblioteca pubblica che la cultura occidentale diciamo ha costruito in secoli
di fiducia intorno al libro. Ecco, naturalmente questi libri sono una biblioteca di questo genere, ma con una peculiarità. Non sono questi libri ai quali ci si rivolge per un nostro interesse personale verso il libro stesso, perché la raccolta ha il suo significato in una dimensione non strettamente bibliografica ma documentale, di memoria, cioè questi libri sono accomunati dal fatto di essere legati in maniera forte, intrinseca al possessore. Sono i libri di una persona, sono il suo strumentario di lavoro e quindi sono un documento che il possessore, donando alle nuove generazioni, lascia di sé un ricordo, una memoria di sé. In questo rapporto strettissimo tra questi libri e il possessore emerge costantemente dalle pagine dei libri. Se riesco a far passare qualche immagine, forse possiamo vedere alcune di queste note. Sono delle tracce manoscritte presenti in molte delle pagine dei libri, che appunto ci parlano della vita e della biografia di Lussu e che possiamo, diciamo, classificare tra segni di possesso, segni d'uso e segni di provenienza. Segni di possesso sono quei segni che ognuno di noi lascia sui suoi libri, il proprio nome, per dire questo è un mio libro, e che anche Lussu ha lasciato su questi libri, qualificandosi spesso, questo soprattutto in nei volumi più antichi della biblioteca, in cui si è qualificato ora come avvocato Lussu, ora come onorevole Lussu, e era all'epoca avvocato ma anche appunto deputato nel Parlamento in forza al Partito Sardo d'Azione, e quindi questi libri testimoniano questo fatto biografico e lo testimoniano lasciandone evidenza grafica, scritta, manoscritta. Ci sono poi segni, note d'uso, note cioè di lettura, segni che testimoniano l'uso che Lussu ha fatto dei libri, sottolineature, annotazioni marginali, non moltissime veramente, ma voglio ricordare una nota d'uso importante che appunto ci richiama ad una fase critica, tragica della sua biografia personale, cioè una V che avrei voluto proiettare, accompagnata dal nome di un personaggio che si legge con un po' di perizia, diciamo, paleografica, Attilio Murru-Mameli, che era direttore del carcere di Buoncammino. Sono i libri che Lussu ha utilizzato nella fase così più tragica, diciamo, dopo gli eventi appunto di Piazza Martiri in carcere, che gli sono stati portati. E poi ci sono segni di provenienza, segni che in questo caso attestano non l'uso del libro ma la sua appunto provenienza attraverso quella rete di amicale, di estimatori, di colleghi, di compagni di lotta, che gli hanno spesso fatto delle dediche appunto manoscritte, che lasciano un segno qualificando, ecco, i termini, no, di questa amicizia, di questo scambio. Una dedica che avrei voluto proiettare di Nenni a Lussu, con un'amicizia che sopravvive al dissenso, in un libro del 64 che appunto segna un altro momento della vita politica di Lussu, la scissione del PSUP. Quindi una biblioteca che ci parla di momenti di vita e che però non si limita a questa. La sua importanza non è solo questa, oltre a parlare di frammenti, di momenti, a convalidare, se vogliamo, a documentare graficamente e materialmente aspetti della sua vita, ci dice anche qualcosa di più, perché ci parla di una sua biografia che è anche una biografia intellettuale, cioè parla della sua attività e del pensiero e della tensione morale che sta dietro al pensiero, che appunto lo ha visto impegnato come combattente. E anche questo è un elemento appunto di importanza della biblioteca. Si diceva, Lussu è un po' nell'immaginario di tutti un eroe, ma è un eroe vicino alla sua terra, alla società nella quale ha vissuto. Non è un eroe distaccato, è un grande combattente che ha combattuto sia sui campi appunto di battaglia, ma che ha combattuto anche tante battaglie politiche un po' in tutta la sua fase ricca di cesure della sua vita, antifascista, esule in Francia, e anche però come padre costituente e come senatore
della Repubblica, quindi sono battaglie non fatte di sangue, ma fatte appunto di scambi, di incontri, di dissenso politico, di dibattito, ed è quindi certamente un uomo di azione, ma questa azione non è un'azione senza riflessione, senza comprensione dei fenomeni, è analisi critica degli eventi del passato e delle istanze e delle dinamiche del presente, dei bisogni e delle sfide della società. Si avrebbe altrimenti un'azione cieca, istintiva, mentre la Biblioteca Lustu ci racconta, appunto, ci restituisce le tracce di uno strumentario, diciamo, di tipo intellettuale che ha accompagnato e sostenuto in maniera nascosta, no? Perché appunto Lustu è stato impegnato fortemente nelle battaglie del suo tempo, ma con dietro un retroterra culturale di letture, di comprensione che lo ha appunto sostenuto e che è rappresentato appunto da questo suo stare con i libri. E quindi i libri, la biblioteca ci racconta anche questo, ci racconta i suoi interessi, le sue letture, il suo desiderio di conoscere, di comprendere i giorni della storia italiana e europea, sostanzialmente del Novecento, e ci racconta anche come, diciamo, in qualche modo traspare dalle sue opere, ma ci racconta anche cose che sono meno visibili, meno trasparenti, e che invece la biblioteca riporta alla luce. Io, tornando a quelle note di possesso, io citavo la presenza di questa parola avvocato, onorevole avvocato, per i libri più antichi della sua raccolta, ed è appunto questo un elemento che, diciamo, caratterizza in maniera importante, in maniera forte la biblioteca, nella quale c'è un nucleo molto importante di opere di tipo giuridico che caratterizzano e riportano un po' alla luce l'impegno di Lustu come avvocato al ritorno dalla guerra, e con uno studio legale, era un penalista, con alle spalle studi giuridici, era laureato in giurisprudenza, e quindi con alle spalle anche una formazione scolastica, diciamo, che ha trovato il suo compimento in una laurea, e poi in una una laurea messa a frutto nelle scelte di vita. Tutto questo è molto importante perché porta un po' a rivalutare tutto un aspetto della vita di Lustu che rischia di essere altrimenti sottovalutato nella esaltazione di questa dimensione di impegno pratico, di lotta, di combattimento, che è parte appunto del suo profilo biografico, ma che, ripeto, non è mai scisso anche dalla capacità e dalla volontà di comprensione, come più volte è stato detto da chi mi ha preceduto. E quindi che in qualche modo la biblioteca ci riporta, ci ricorda. Quindi l'impatto di un'educazione strutturata, scolastica, dove lui non era il primo della classe, penso che questo, però era perché non interessava naturalmente a prendere, come dire, medaglie di questo genere, ma capire, comprendere, avere le chiavi di comprensione, questo sì. Ed è quello quindi di una continuità tra la formazione scolastica, la laurea e l'impegno nella vita con cui lui ha affrontato le sfide del suo tempo, che è un legame stretto, importante, di cui la biblioteca ci porta a testimonianza. C'è in Un anno sull'altipiano un passo molto celebre, molto importante, che ricorda come Lustu fosse intento a leggere un libro, mentre c'era un momento di pausa dai combattimenti, e in questo momento incontra un tenente, un studente di ingegneria a Bologna, che lo accusa di questa perdita di tempo, cioè di perdere il tempo leggendo un libro davanti alle brutture della guerra, che portano a suo avviso di questo sottotenente, a dover rinunciare, lui dice, alla vita dello spirito per l'istinto di sopravvivenza. E Lustu gli risponde in maniera molto critica. Questo studente dice: guarda, io non ho nemmeno sotto il mio cappotto, non ho più nemmeno la biancheria, qui importa sopravvivere. E Lustu gli risponde: beh, non è detto che per sopravvivere sia obbligatorio sopprimere la camicia, cioè una camicia che è la dignità,
ma che è anche il libro che lui leggeva, messo in discussione da questo abbrutimento, no, della guerra, davanti al quale appunto Lussu invece oppone la dignità della persona, che è appunto una dignità fatta anche della compagnia con i libri. La biblioteca testimonia anche qui graficamente, in maniera evidente, questa vicinanza di Lussu con i libri, non per un amore, diciamo, di una cultura libresca, ma come segno appunto di qualcosa che arricchisce la persona, che la tiene, la mantiene, lascia persona nelle brutture della guerra, perché uno dei libri che appunto è conservato insieme con il resto della raccolta di Emilio Lussu è appunto un libro sulla riforma protestante, un libro di divulgazione storica, diremmo oggi, di un appunto divulgatore, si chiamava Licurgo Cappelletti, un libro pubblicato nel 1912 e su cui c'è un'indicazione autografa di Lussu che dice letta e trascinata appresso nell'ultima offensiva vittoriana, con una data 26/10, cioè ottobre, e 4/11, cioè 4 novembre 1918, evidentemente qualcosa che viene scritto a distanza di tempo, capitano Emilio Lussu, quindi non a distanza di molto tempo. Sono i giorni appunto dell'ultimo attacco finale risolutivo della guerra, che è testimonianza quindi di questo rapporto stretto, intrinseco tra, diciamo, la lotta politica ma anche lo studio e la formazione, che viene lasciato attraverso la biblioteca, l'importanza di questi libri a noi, a tutti noi, a tutti voi nuove generazioni, e che è, diciamo, l'elemento di grande importanza, credo, della biblioteca, di questo dono che ci viene fatto attraverso la biblioteca. Grazie. Grazie dottoressa Granata. Adesso interviene la dottoressa Monica Grossi, che è la sovrintendente archivistica della Sardegna, per un intervento dal titolo Voci dall'archivio. Prego, dottoressa. Grazie, buongiorno a voi, grazie ai nostri ospiti, al Consiglio regionale, grazie a voi che siete qui. Oggi è un dialogo a più voci e quindi io ci ho voluto mettere la voce anche delle carte, degli archivi. Innanzitutto io penso che sia lecito per tutti voi chiedervi: ma chi è questa persona e perché oggi è qui con noi? Che cosa vuole, che cosa fa? Allora la prima cosa che mi sento proprio in dovere di fare è questa: spiegarvi qual è il mio lavoro, e soprattutto perché voi siete studenti che stanno probabilmente ancora pensando a quello che sarà il loro domani, la professione che faranno, e quindi io vorrei che voi pensaste anche a questa mia chiacchierata con voi in questa direzione, in questa dimensione. Io sono un dirigente del Ministero della Cultura, quindi sono una dipendente dello Stato, e innanzitutto è bene che voi sappiate che i dipendenti pubblici sono finanziati, sono pagati con il denaro dei contribuenti, dei cittadini. Quindi innanzitutto la prima cosa fondamentale: chi fa questo tipo di lavoro, chi lavora nel pubblico, è al servizio del pubblico e svolge un ruolo che deve essere dedicato al pubblico, dedicato ai cittadini. E allora che cos'è questo lavoro che noi facciamo in soprintendenza archivistica? Ovviamente non sono sola, ci sono tante persone come me che sono laureate, che sono specializzate e hanno fatto questa scelta. Hanno fatto un concorso, lo hanno superato e oggi lavorano negli archivi. Che cosa fa la soprintendenza archivistica? Per dirvela in 2 parole, la soprintendenza archivistica protegge gli archivi. Ecco, questa è, come dire, la definizione che più vi fa capire, spero, immediatamente che cosa facciamo e perché lo facciamo per voi. Però giustamente mi potreste dire: ma che cos'è un archivio? Che cos'è sta roba polverosa che sicuramente non mi appartiene? E invece io vorrei proprio parlare a partire dalla vostra esperienza personale. Tutti voi avete un archivio. E quindi per capire che cosa sia un archivio, probabilmente dobbiamo proprio cominciare da lì. Anche se siete molto giovani, provate a pensare a quello che avete a casa e a quello che vi portate dietro nel telefonino. Nel vostro telefonino ci sono gli scambi con i vostri amici, le conversazioni con i genitori, una raccolta di fotografie,
una serie di cose che riguardano la scuola, il modo in cui andate a scuola, state tutti insieme. Però poi ovviamente non c'è solo quello, no? Perché a casa avete probabilmente delle foto stampate, avete dei documenti. Pensate per esempio, avete i documenti relativi all'iscrizione che i vostri genitori hanno fatto per voi quando vi hanno iscritto a scuola. Ma anche altre cose, no? Che riguardano la vostra vita. Ecco, gli archivi sono tutto questo e sono quindi una cosa molto privata. Sono la cosa più privata che abbiamo, perché ci raccontano un pezzo della nostra vita. Ed è un pezzo della nostra vita che rimane. Cioè è qualcosa di separato da noi, ma intimamente collegato a noi stessi. Ed è qualcosa che peraltro rimane anche dopo, quando noi non ci saremo più, quando ce ne saremo andati. Ora, pensate a questo e pensate ad Emilio Lussu, poi ci arriveremo, no? Anche lui aveva un archivio. Però prima di arrivare all'archivio di Emilio Lussu, io vorrei parlarvi degli archivi delle realtà pubbliche che sono più vicine a voi. Anche la vostra scuola ha un archivio. E anzi, l'obbligo di chi dirige la scuola, accompagnato però dall'obbligo dei professori, degli insegnanti, anche di voi studenti, è quello di prendervi cura di questo archivio. Nell'archivio della scuola si conserva tutta la storia delle persone che hanno lavorato oppure che hanno imparato qualcosa in quella scuola. Adesso andiamo un po' più su, anche nel Consiglio regionale e anche negli enti pubblici, comuni, anche negli enti non pubblici, nelle associazioni, nelle chiese, nelle banche, in tutto ciò che riguarda la nostra vita, nei partiti politici, ci sono degli archivi. E quello che differisce, quello che rende differente il nostro archivio intimo dall'archivio di un ente pubblico è il fatto che lì l'obbligo di conservarlo è uno degli elementi fondamentali. L'archivio pubblico non si può distruggere. L'archivio privato si può distruggere? Adesso parliamo dell'archivio di Emilio Lussu. L'archivio di Emilio è qualcosa di molto particolare, di cui la soprintendenza si è occupata perché ha un fortissimo interesse storico. Quindi pensate un po' anche a questa operazione, che è un'operazione estremamente delicata. Tutto quello che riguarda la vita di un uomo, di una persona, che è stata accumulata nel corso della sua vita, tutte queste carte, questi documenti, improvvisamente diventano di interesse pubblico. C'è un soprintendente che dichiara che quello è un archivio pubblico, è un archivio di interesse particolarmente importante. Per questo motivo quell'archivio diventa un patrimonio di tutti. Rimane della sua famiglia, ma quello che contiene, il messaggio che contiene, le carte stesse, diventano di consultazione pubblica. Questo quindi significa che quando lo Stato dichiara un archivio privato, archivio di interesse particolarmente importante, si attivano tutta una serie di energie, di forze, di interessi che lo collegano all'archivio stesso. Emilio Lussu ha avuto una vita estremamente avventurosa, quindi voi potete immaginare che cosa sia rimasto dentro questo archivio. Tutto quello che avete letto anche oggi, i libri, no? Un anno sull'altipiano, la marcia su Roma e dintorni, partono da una riflessione di Emilio che Emilio ha lasciato nelle sue carte. Però questa vita avventurosa di Emilio ha fatto sì anche che molta parte delle sue carte non siano arrivate a noi. Perché Emilio le ha bruciate durante il percorso della sua vita. Quando era fuggito in Francia, quando lottava per la resistenza, quando è entrato in clandestinità, quando con Joyce, la sua compagna, ha deciso di continuare la lotta antifascista, una volta fuggito da Lipari, ma anche prima in realtà. Mentre Emilio corre, vive, condivide con i suoi compagni le sue esperienze, da una parte ha il bisogno di scrivere quello che lui pensa, dall'altra si pone anche il problema di distruggere quello che non vuole che gli altri leggano. E quindi lui lo dice più volte, lui ha bruciato grandissima parte del suo archivio, quindi a noi che cosa resta? Resta quello che lui ci ha voluto lasciare.
Resta tutto quello che riguarda la sua vicenda di condanna al confino a Lipari, documenti, memorie, fotografie. Peraltro sono documenti, memorie, fotografie che si incrociano con altri archivi che sono stati prodotti da enti pubblici. Per esempio, nel carcere di Buoncammino c'era un fascicolo dedicato ad Emilio Lussu, un fascicolo che racconta Emilio Lussu detenuto. E questo fascicolo oggi si trova all'Archivio di Stato di Cagliari, dove tutti voi lo potete guardare, studiare. Anzi, se oggi andate su Facebook e aprite la pagina dell'Archivio di Stato di Cagliari, avrete anche la possibilità di guardarne qualche pagina, perché il direttore dell'Archivio di Stato con i suoi colleghi stamattina ha postato alcune immagini di questo archivio e quindi avete la possibilità di guardare, non di toccare con mano, ma almeno di guardare questo archivio. C'è ancora altro nell'archivio di Emilio, ci sono le lotte politiche, c'è l'impegno come costituente, ci sono tutte le attività successive. E l'archivio parla anche di quello, che cosa è rimasto in questo archivio che oggi noi conserviamo, parla anche di quello che è accaduto dopo la morte di Emilio. Ci sono molte cose, molti ricordi che la compagna Joyce ha raccolto e che ha conservato nella sua vita e che poi soprattutto ha voluto affidare proprio per garantire il fatto che l'archivio continuasse ad essere toccato, visto, vissuto. L'ha voluto affidare a dei ragazzi. E questa io penso che sia la parte più bella di questa storia. Una coppia che vive in clandestinità, che attraversa l'Europa, che corre e che lotta contro l'antifascismo, che ritorna in Italia, che fonda e dà il proprio contributo per la Costituzione della Repubblica Italiana, alla fine di questo viaggio decide di lasciare la propria eredità, grazie a Joyce che era sopravvissuta ad Emilio, decide di lasciarlo a dei ragazzi che avevano scelto di chiamarsi Collettivo Lussu e che per molti anni, per un po' di anni, 2-3 anni, studiano queste carte, le analizzano, cercano soprattutto di capire, sono finiti 10 minuti, cercano soprattutto di capire che cosa potesse significare il messaggio di Emilio e di Joyce per loro. Questo archivio oggi si trova conservato temporaneamente all'Archivio di Stato di Cagliari. Perché? Perché grazie a dei finanziamenti dello Stato si stanno facendo su questo archivio dei lavori di riordinamento, di descrizione e anche di digitalizzazione, in modo tale che l'archivio possa essere consultato da lontano e le carte possano rimanere sicure, perché voi potete immaginare le carte di 100 anni fa, di 60 anni fa, di 50 anni fa, quanto possano essere delicate, no? Quindi innanzitutto il primo invito che faccio a voi e che faccio soprattutto ai vostri professori: andate a vedere l'archivio di Lussu, andate a vedere l'Archivio di Stato di Cagliari, a 2 passi da qui. Ci vuole poco e si impara tantissimo, ma soprattutto è bello perché è veramente un entrare dentro la nostra storia. Però l'altro invito invece lo faccio proprio a voi. Queste carte rischiano di diventare polverose se noi periodicamente non le analizziamo, non le studiamo, non ce ne interessiamo. Quindi l'altro aspetto importante è che questo archivio deve essere usabile, studiabile, consultabile da tutti. C'è un impegno nella conservazione e questo è una parte del lavoro degli archivisti. E poi c'è un altro impegno che invece chiama proprio voi all'azione ed è l'impegno all'interesse, alla consultazione, alla conoscenza, ad appropriarsi di questo messaggio che ci viene dal passato e che però, come proprio Emma Biolchini prima ci ricordava, non ci direbbe niente se non fosse un passo verso il nostro futuro, verso il vostro futuro, peraltro, che siete molto più giovani di me e di noi, alcuni di noi che siamo da questa parte. Quindi grazie, appassionatevi degli archivi perché c'è una storia meravigliosa dietro ogni singola carta e poi soprattutto datevi da fare perché anche questo è un altro modo per onorare gli archivi e soprattutto le persone che sono dietro gli archivi. Grazie.
Grazie dottoressa Monica Grossi per questo appassionato intervento e per ricordarci l'importanza degli archivi e di quello che negli archivi è custodito. Adesso do con molto piacere la parola a Tommaso Lusso, nipote di Emilio Lusso, e lo invito qui a intervenire dopo questa mattinata nel ricordo di Emilio. Prego. Ecco, mi volevo rivolgere verso la platea piuttosto che semplicemente verso il Presidente, a cui va il ringraziamento per la costruzione di questa mattinata, insieme ovviamente all'Istituto Joyce Emilio Lussu. Ma fondamentalmente sono state dette molte cose di sostanza ed è bellissimo vedere questa sala che è la sala istituzionale per definizione all'interno della Sardegna, piena di giovani. Sarebbe bello anche poter, magari con il collettivo del Dettori, però facciamo venire un infarto al Presidente se dichiariamo occupata la sala del Consiglio. No, forse non è il caso. Rimandiamo un'altra occasione che probabilmente verrà, chi lo sa. No, due semplici battute o assiomi, diciamo così. Uno che richiama quello che è stato detto, che è l'importanza della storia. La storia, appunto, non serve a studiare o analizzare quello che è stato, ma probabilmente serve di più a progettare il futuro. Quindi decidere su quali fondamenta costruire la nostra casa. Molte case, vabbè, la metafora forse non è adeguata, partire dalla nostra casa d'Armungia non ha fondamenta, però diciamo il sostrato, chiamiamola così, un palinsesto. E senza storia non c'è futuro, anche se qualcuno tante volte ha pensato che fosse più facile asfaltare tutto e riniziare da zero. Non è così. La storia è importante e la storia non confluisce automaticamente nella progettazione del futuro. Si fanno delle scelte deliberate. Quindi le scelte deliberate si fanno a partire non tanto dalle biografie o sapere da quello che è stato fatto, ma sui temi. Quindi i temi che sono stati detti, ho apprezzato le parole di Birocchi quando parla del carattere internazionale e internazionalista dell'autonomia, o quando ha parlato di tensione sociale, che è una tensione sociale che non è appartenuta a una singola persona, ma è una tensione collettiva che ha riguardato migliaia di persone, non solo in Sardegna, ma che ha attraversato la storia del movimento o della sinistra rivoluzionaria a livello internazionale. E i temi, quali sono i temi? Sono stati descritti, declinati: l'antifascismo, la giustizia sociale, l'eguaglianza e la lotta di classe. Adesso in questi tempi è un po' scomodo utilizzare questo termine, ma se si approfondiscono quelle che erano le istanze delle idee collettive, si ritrova profondamente questa cosa. Qual era l'idea nella ricostruzione dello Stato? Sicuramente sono temi un po' desueti, temi scomodi anche per un certo riformismo dilagante oggi, che cerca di appropriarsi di una figura e, diciamo, revisionare un po' alcuni temi. Però non addentriamoci troppo, però rimando ai professori a poter fare un lavoro su questo. E il lavoro deve essere fatto fondamentalmente quindi sui temi, sono quelli lì che ci possono guidare nella progettazione. Quindi la storia come base per il futuro. Il secondo aspetto è fare storia, che è un altro concetto. Fare storia ha a che fare con quello di cui parlava Monica Grossi poco fa, quindi con la conservazione e la trasmissione. Per fare questo, oggi che è il cinquantennale della morte, ma è anche il cinquantennale della nascita della fondazione
di questo gruppo di giovani di cui Giuseppe Caponi è intervenuto, altri sono nella sala, che era l'ISRA, oggi Istituto Joyce Emilio Lussu, che comunque è rappresentato anche da docenti che per decenni hanno fatto un lavoro costante, perché la trasmissione, quindi se i due assiomi sono questi qui, quello che non c'è futuro senza storia, senza memoria, non c'è fondamentalmente memoria senza trasmissione, quindi possiamo dire che non può esistere futuro senza trasmissione. La trasmissione è un concetto che ha a che vedere, non è un passaggio di carte o di libri, ma ha a che vedere con un processo critico, analitico. E il fare storia in maniera seria ha a che vedere con questo, purché che i temi a cui abbiamo accennato vengano trasmessi, reinterpretati, ma non debbano essere travisati. Io penso che questo qui è un po' il messaggio che possa passare oggi. Domani alcuni degli studenti saranno presenti anche domani nell'iniziativa del Comune. Io queste cose che volevo dire oggi pensavo di dirle anche domani, mi toccherà domani raccontare qualcos'altro, non lo so. Comunque ringrazio, è stato veramente interessante, soprattutto senza sminuire ovviamente gli storici professionisti che svolgono questo lavoro quotidianamente, però vedere questa sala piena di giovani, tra la teatralità e l'impegno, sicuramente molto più meno emozionate di quanto lo sono io. Quindi un ringraziamento, andate avanti, tante volte altro suggerimento per i professori. La storia si impara dalle buone pratiche, i buoni esempi, le belle biografie, e si impara anche dai cattivi esempi. Quindi sarebbe anche una buona pratica parlare di illustri sardi che invece sono stati disastrosi per la storia della Repubblica. Comunque un augurio per questa nuova generazione, visto che la mia e quella precedente non sono riusciti più di tanto a modificare, a dare un impulso nella modificazione nel futuro. Un augurio a tutti voi. Grazie. Grazie a Tommaso Lussu per questo intervento molto 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 apprezzato. Adesso do un intervento per un saluto al sindaco di Armungia, che lo invito qui a venire in presidenza. Buongiorno a tutti, il mio intervento sarà brevissimo, più che altro legato al ringraziamento per l'organizzazione di questa splendida giornata, ringraziamento che va ovviamente al Presidente del Consiglio Piero Comandini, ai luoghi che stiamo occupando in questo momento più che meravigliosi, dove si fa la politica regionale, e poi tutto il gruppo organizzatore, non da ultimo, anzi per primo, Giuseppe Caponi, scusate, è un po' di emozione. Però soprattutto quello che mi interessa è fare un grazie a tutti questi splendidi giovani che abbiamo qui. E noi come amministrazione comunale di Armungia abbiamo un sentimento profondo nei confronti di Emilio, il nostro concittadino. Un segno di questo è anche lo splendido museo che abbiamo realizzato dedicato a Emilio e Joyce Lussu. Museo molto frequentato da scolaresche che imparano, vedono, è integrato a quello che ci siamo detti dal punto di vista degli archivi e di altri tipi di contenuti, sicuramente possono portare a una importante crescita della figura di Emilio sotto le molteplici sfaccettature, dallo scrittore all'uomo politico al capitano della Brigata Sassari. Quindi io vorrei nel mio brevissimo intervento concludere invitando queste splendide scolaresche che hanno fatto anche uno spettacolo stupendo, le recitazioni, il tutto è stato qualcosa che veramente mi ha colpito, a visitare Armungia, a vedere i musei
e a vedere i luoghi, il borgo dove è nato Emilio Lussu e dove è cresciuto e non dico che si sia formato, perché chiaramente ha lavorato in altre piattaforme, in altre realtà, però comunque le radici armongesi di Emilio Lussu ci sono e dureranno. Grazie. Io credo che devo solo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato stamattina a questo convegno nel ricordo di una figura importante non solo per la Sardegna, ma abbiamo visto per l'intera Italia, non solo, che è quella figura di Emilio Lussu. Per cui parto nel ringraziare a chi, Giuseppe Caboni, ha voluto con forza organizzare il convegno, a tutti i relatori che hanno ricordato la figura e l'importanza ancora oggi di quello che Emilio Lussu ha fatto nelle tante sue vite, perché è un personaggio che ha avuto tante vite. Ma soprattutto per rivolgermi ai ragazzi. È stato ricordato anche da Tommaso Lussu l'importanza di avere in questa sala tantissimi giovani, che era quello l'obiettivo principale, di quello di parlare alle future generazioni, perché siete voi che doveste essere testimoni di giornate come queste e di scavare nella storia per cogliere quello che è importante nella storia. E noi oggi abbiamo avuto la fortuna di ricordare uno che ha fatto la storia, Emilio Lussu, l'ha fatta in un grido di libertà, l'ha fatta quando si è ribellato, l'ha fatta nello scrivere pagine importanti per il nostro paese. Per cui ha ragione Emma, prendo lei, bisogna avere un sentimento di fiducia, e io credo che il sentimento di fiducia è quello che ci deve portare oggi ognuno di noi a casa, e ci dobbiamo portare quando ritorniamo a scuola e andiamo a vivere le nostre giornate. Quel sentimento di fiducia perché? Perché guardate ragazzi, quello che è più grave per la democrazia oggi è non partecipare, lasciare a altri occupare gli spazi che invece appartengono a noi e appartengono soprattutto a voi. Voi dovete pretendere di occupare quegli spazi, voi dovete dire la vostra, voi dovete ribellarvi quando credete che qualcosa non vada per il verso giusto. Quindi dovete partecipare perché quel futuro che va costruito per il domani va reso possibile se ognuno di voi quello spazio non lo lascia ad altri e lo occupate voi. Non serve avere 50 anni, 60 anni, 40 anni, lo si può fare anche a 18 anni, lo può fare anche a 15 anni, a 14 anni, perché in voi è già forte questo senso di democrazia, questo senso di conoscenza. Lo avete mostrato stamattina con l'illustrazione di un bellissimo passaggio, con bellissimi passaggi di uno dei libri scritti da Emilio Lussu, e lo fate nelle vostre lezioni, nell'apprendere. Quindi la conoscenza, lo studio è ugualmente importante, perché conoscere e sapere vi permette di essere donne e uomini liberi. Ecco, noi abbiamo fatto pochissimo come Consiglio regionale, hanno fatto più che altri dipendenti che ringrazio sempre, che sono sempre precisi e puntuali, e devo dire vanno anche oltre i doveri istituzionali, perché i doveri istituzionali di questo Consiglio regionale sono quelli conosciuti, dettati dal proprio statuto, che sono fare leggi, riunirsi. Devo dire che fra le tante riunioni che faccio con i consiglieri regionali, quelli presenti, ringrazio per essere stati tutta la mattina con noi, devo dire che preferisco che occupiate voi giovani la sala, piuttosto che invece molte volte è occupata dai miei colleghi. Perché l'occupazione fatta dai giovani ci riporta coi piedi per terra e ci fa capire che Emilio Lussu ci ha dato una grande eredità, però questa eredità spetta a noi legislatori per costruire qualcosa di migliore per il vostro futuro. E io vi ringrazio anche lasciandovi con un'altra parola che è stata detta poco, però credo che sarebbe la parola che Lussu nel 2025 direbbe, e che è una parola che a me mi appartiene. Ne sono state dette tantissime, le ho dette una perché mi ci ritrovo moltissimo da antifascista, l'altra parola è Europa. Guardate, noi oggi siamo autonomisti, siamo sardi, abbiamo ricordato questa grande figura che è Lussu, però ragazzi dobbiamo vivere in un'Europa più unita, in un'Europa più forte. Alcuni di quelli che sono scappati dall'isola al confine con Lussu sono stati costruttori di un'Europa libera, democratica, senza frontiere. Hanno costruito attraverso il movimento Giustizia e Libertà quell'Europa che per tantissimi anni ci ha costruito un continente di pace. Oggi purtroppo quella pace è messa a rischio e ha messo a rischio anche il futuro dell'Europa. Ecco,
In questa giornata io credo di lasciarvi con le tante parole, con tanti temi detti stamattina con un'altra parola. Costruiamo un'Europa, che è l'Europa dei padri fondatori che oggi viene messa a rischio, che però deve essere quel grande continente che è stato in grado di costruire tantissimi anni di pace e che oggi probabilmente, come giustamente ricordava il professor Birocchi, tutto va annaffiato, tutto va alimentato e anche i valori vanno annaffiati e alimentati perché purtroppo non possono essere e rimanere per sempre. Grazie a tutti e grazie ancora per essere stati con noi stamattina. Adesso facciamo una bella foto.